Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, 19ª giornata, siamo contro Ucile di Salas e Zamorano, una delle squadre forse meno forti della Superlega, no, il Cile è quella rossa, scusa. Una delle maglie più belle. Ok, però io non mi fido di fare turnover, sinceramente. Perché ho visto che quando faccio turnover so cazzi. Posto di ieri mettiamo Riva, 2 punti importanti, ma riprendiamo un po' di riposo a Baresi, quello sì. Vai. Cile, Italia, nel paese più claustrofobico del mondo, il Cile. C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto. Le cagate di Caresse sono meravigliose. Non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Occhio. Il tempo è perfetto. Occhio. Per giocare un non partiamo male, grande Gigi, subito Gigi. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Salas e Zamorano sono pericolosissimi. Calcio d'angolo battuto corto. Prova la giocata di Fino. Prova con il tocco basso. Vai Totti, Cecco. Buon recupero, anche se Cecco questo vede non è il suo Veneziano, ruolo. Veneziano Gli dorme alti però. ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Non ci arriva Mancini, ma ci arriva Gatto, neanche Medel. Gatto ci arriva. Samorano. L'Italia ha un reparto offensivo che non perdona, nelle ultime 5 partite è sempre segnato almeno un gol. Alla peggio Grande nello Mancio. scontro di forza. Il Mancio ci Avanza invola. deciso. Per Bobaldo, vai Stanno Bobo. facendo muovere molto verso l'esterno. Totti gli lo dà attaccanti, Vieri molto non bene, ma sono Vieri sicuro che dorme, sia Vieri mossa dorme. corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al Mancini. centro, ma poi chi la butta dentro? Vieri. Totti vede il Cume. La conclusione. Mamma mia, il Cume l'ha messa. Il Cume l'ha messa. 1-0. Yes. Doveva solo spingerla in Su rete, assist gol di facile per Cecco. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un Mamma giocatore mia, delle Cecco sue fa degli assist, caratteristiche. però Cecco La difesa inamovibile. poteva marcarlo molto meglio. Cecco ruba il posto anche a Gianni. lui. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Il veneziano comunque bomber consumato. Le segna tutte. In mezzo a sti campioni alla fine segna il La palla Cume. con un ottimo Incredibile. intervento. Gattuso vede il mancio per Vieri. Vieri Bella 1-2 apertura. micidiale. Mamma mia. Ottimo disinterno, fondamentale. Sono partite da vincere queste contro le squadre meno forti, diciamo. Gattuso vede Zambro lancia Bobo, non Pericolo. incredibile. Per poco prende il recupero la difesa cilena. Ottima pressione la sua. Niente, Palla ancora recuperata. Cile. Aranguis. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Samorano, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diversi Ragazzi, dai, bravissimo. Bergomi, intervento difensivo molto Gattuso. tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. bravo Cume, perfetto. Il Cume vede Gattuso che lancia Zambro, dai Fa Zambro. avanzare l'azione con il lancio lungo. Niente, Zambro non ci arriva. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, Gattuso. è mancata la sensibilità Totti. nell'esecuzione del gesto tecnico. Totti vede Vieri di destro. Bobo Vieri, Gli 2-0. avversari adesso. Scusate, Gigi Riva, sono Abbiamo lasciato andato. un sacco Gigi di Riva. spazio, errore gravissimo, Gigi Riva l'ha infatti messa. sono stati puniti. La difesa non può permettersi Il di Cume è lasciare andato. tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Infatti mi sembra impossibile di destro Vieri. E Gigi Riva l'ha messa. E si riparte da un netto 2-0.
Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Totti sta diventando veramente il principe degli assist, ragazzi. Aranguis. L'avversario ha avuto la meglio. Pirlo con il fallo. Occhio. Medel sul pallone. Si libera la grande. Attenzione, bellissima mezza Rove. Buffon si incazza. Decisamente fuori il bersaglio la sua conclusione. Buona Italia però. Superiore a questo Cile. 2-2 però Francia 98. Maldini prova Paolone. a salire sulla fascia sinistra. Mancini. Riva. Tenta la conclusione. Non ci credo, palo scandaloso di Veneziano, ma un sinistro magico. Veramente il Cume, quando c'è, è il miglior attaccante della squadra, è incredibile. Vidal fa avanzare l'azione sulla fascia. Mamma mia, questo è un brutto fallo. Brutto fallo di Beppe Bergomi. Sbroglia la situazione. Il Cume recupera. Scodella in avanti. Riva che sta giocando anche lui molto bene. Riva se ne va. Riva se ne va. Se ne va. La gioca Totti. all'indietro. Totti! Stavolta l'assist di Veneziano. E Totti l'ha messa. 3-0. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. In Italia fantasmagorica è un Totti sopra le righe con 2 assist e un gol. 3 lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. Se possiamo fare sì, turnover, scenesta. Mettiamo chi ha giocato meno. Scirea. La partita era perfetto. Rivera. Serve anche Vabbè, Totti lo voglio tenere, è troppo I sontuoso. 3 gol ne sono la E testimonianza. mettiamo Baggio. Devono continuare così ed Per evitare di Riva. specchiarsi e rovinare tutto. L'Italia ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi. Totti deve giocare perché veramente è una roba fantasmagorica. Mi piace troppo il termine fantasmagorico. Scusate ragazzi, l'età avanza, l'incoglionimento anche. In questo secondo tempo. Vidal. Arriva Alexis Sanchez. Molto bene. Si allunga e trova la palla. Attenzione, Roby Baggio, dai che voglio uno che si deve svegliarsi anche Roby, dai il Cume! Mamma mia. Non trova la porta. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi. Questo è il in Cume, contropiede. signori, questo l'Ercule. Lungo passaggio in avanti. L'Italia ha vinto di misura nell'ultima partita, una vittoria sofferta. Di quel che conta però sono Qua 3 stiamo punti. dominando Gioca invece. con un pallone lungo. Zambrottino ancora. Pirlo. Prova a cambiare Gattuso. la situazione con Totti. una giocata in avanti. Il Cume vede Allarga molto il bene gioco. Zambro. Un pressing che non Zambrotta. definirei asfissiante alla fine. Gattuso, Cercano di malento, mantenere le gatto. distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona Attenzione scelta a se Gary gli Medel, mi avversari preoccupa sono Gary Medel con la sua classe. Pirlo. Gattuso, Sicuri in fase di palleggio. Totti. L'Italia domina sul campo nel conteggio delle reti. 3 gol di Proprio vantaggio. un'Italia ora possono perfetta, anche eh. rallentare, se Ecco, vogliono. con un veneziano che fa un passaggio da cioccolatai. Ecco un'occasione di contropiede. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Merda. Vidal. Ai. Dai, volevo un altro golletto di veneziano, niente. Recupera bene Paolo. Iniziativa Pirlo. promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Gattuso. Baggio. Totti, Baggio, mamma mia, bellissima A azione. sinistra con il passaggio. Paolone. Vediamo se crossa. C'è Paolone, il Cume di testa, manca solo il gol di testa, è miracolo del portiere. Spazza il più lontano Incredibile, deve essere doppiettona veneziana. possibile. Cercano l'azione veloce. Samorano. Salas. Non riesce a mantenere il possesso.
Gattuso, vede Totti. Totti veneziano. Totti ha già lasciato il Ancora segno. Totti, mamma cosa sta facendo Totti? Miracolo ancora del portiere, ma Totti ragazzi è una roba micidiale. Zambro, Italia perfetta. Totti ancora, Totti ancora. Occasione da rete. Veneziano sbaglia. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Totti e Veneziano possono vincere rispettivamente assist man e scarpa d'oro, ma spreca tanto il Cume. Totti veramente geniale. Mancini, che brutto, mamma mia. Vidal, c'è l'opportunità per il contropiede, prova con la palla lunga. Pirlo, La parete ennesima difensiva cagata. oggi è difficile Totti da però qua girare. vede Baggio, dai Prova a Baggetto, giocare voglio il gol di con Baggetto. C'è Niente, un tackle duro. il Baggio del Piero proprio, dei due più grandi delusioni. Baggio, Ottimo dai e vai. vede il Mancio vede Paolo. Pallone verso il palo più Mamma mia, lontano. come cosa voleva provare. Riesce ad allontanare. Qui può partire il contropiede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Attenzione Orellana. Orellana. Gol, bellissimo gol del Cile, accorcia la distanza. Questo è un gol stupendo. Che sensibilità di piede. Bel Ha gol. scavalcato il portiere con un tocco morbido. Veramente un gran gol. Peccato, volevo l'imbattibilità. E ha avuto subito un grande impatto Veneziano, sul niente. Totti ancora, mamma mia, Totti Effettivamente ha ripagato il mister ovunque. della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Ovunque Totti. Gattuso lo lancia su per il Mancio, bellissimo il Mancio, vede Baggio ma dorme come sempre, perfetto. Orellana. Tocco morbido. Un po' calata l'attenzione dell'Italia. La mette in avanti. Baggio qua fa un bel controllo. Totti, Veneziano, Baggio, Veneziano, Gattuso in curva. E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. Ottimo C'è il 3-1 fischio comunque. finale. E È finisce stata il una girone grande d'andata prestazione, molto il bene per giocatore noi. tornerà a casa sicuro. La Danimarca crolla ragazzi, l'Italia è campione d'inverno della Superlega con 36 punti, seconda la Francia 35, terza Danimarca 34, poi Germania 33, Argentina 33, tutte quante là siamo. Siamo tutte le grandi delusioni, Cile era ultimo, 8 punti. Colombia, e Cile è proprio disastroso, mamma mia, Colombia grazie all'Ucraina male, delle più grandi, diciamo la sorpresa in negativo forse la Spagna, ecco, che è proprio indietro. Anche la Norvegia è calata tanto, la Svezia un po', però siamo tutte là, dai. Adesso si dipende proprio contro la Dinamarca, ma questa volta a Copenaghen. Ora voglio fare due cambi. Al posto di Mancini voglio mettere Di Nomaggio come titolare. Al posto di Rivera io metterei Pupotto. Eccoci qua. E al posto di Vieri io come titolare metto Pippo Inzaghi, se lo merita sicuramente di più per quello che ha fatto per adesso. Ok. Dinamarca vs Italy. Questa bisogna vincere. Larsen, Laudrup, Simonsen giocano un po' tutti. Veneziano oggi non si può proprio mettere. Mettiamo Del Piero. Pagliuca per Buffon. Ferrara per Zambrotta. Aspetta, però abbiamo anche un Gattuso fuori forma. E mettiamo Abetini. Vai. Vai. Comunque una sorpresa di questo europeo, di questo Superlega per il momento. Sole pace belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi Abbiamo vinto bene l'andata, 3-1 mi certo sembra. c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Però che bello aver finito campioni d'inverno, ragazzi, che culo, proprio più all'ultima giornata. partita di calcio. Che Dai, magari Totti, per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo. L'autopranzo, Pippo. Pippo del Pieri Gemelli del gol della Juve, anni 90. Invece a schiacciare un pisolino. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Totti veramente insegna calcio in questa Superlega. Pippo,
Del Piero, Del Piero subito. Vediamo un Del Piero che sbaglia cose elementari per uno della sua classe. Io credo Christian Eriksen è uno di quei giocatori da cui ti aspetti sempre qualcosa di magico quando ha la palla tra i piedi, perché lo può fare. A me un po' ricorda Snyder quando era giovane. Sono d'accordo. Immagino che Del Piero lancia super. Mamma mia, super. Gioca Kasper Schmeichel però, non Peter, incredibile, gioca il figlio, cioè quel quadro non cosa. Il gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il Con la gioco per Totti, stanare tutte le palle passano da Cecco. Cecco! Mamma! Il pallone che termina largo, non di molto. Si stava regalando un gol pazzesco. Da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. L'Italia però in questo momento padrona di tutto. Larsen, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Arriva Christian Eriksen. Nesta, rimpallo favorevole alla compagine danese. Del Piero, sbaglia tutto Del Piero, però rotti i coglioni. Del Piero e Baggio veramente sono tentato di non metterli mai più. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Due campioni così disastrosi. L'Italia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Pirlo, Dino Baggio, la gioca in profondità. Pippo, l'Italia ha disputato Totti, vede Pippo e Pippo sicuramente uno dei migliori dell'attacco. Salvataggio da parte dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto Andrea, presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Incornata, gol! Ferrara? Non ci credo. Ciro Ferrara. Calcio d'angolo è un perfetto colpo di testa. Bellissimo gol, nulla da fare per Schmeichel. E il risultato si sblocca 1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Grande Italia. Sulla fascia, è libero. Delaney scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. La mette in mezzo. Ma che Pagliuca gioca oggi. Troppa forza, un pallone per nessuno. Pagliuca, te prego. Baresi. Paolo. Dino. Prova a cambiare la Dino ha situazione. fatto una cosa onestamente impossibile. Schöne, che nella scorsa partita, nel secondo tempo, ha siglato... Brutto fallo di Pirlo, mamma mia, orrendo. Si ripartirà con un calcio da fuori. Ammonito Andrea. Giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Ammonito Andreone. Schöne perde il duello fisico con l'avversario. Vai Pippo, bravo Pippo. Pippo vede il pupo. Il pupo. Per Dino Baggio che qua dorme. Dino ma recupera, bravo Dino. Bravo Dino. Se ne va. Totti. Mamma Totti, sfortunato Totti. Perfetta la parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Ancora Pirlo. Salta e colpisce di testa. Mamma mia del Piero stavolta. Che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno Pirlo sta regalando cross maestosi. Qui al Parken di Copenaghen. Maldini. Totti per Nesta in avanti, bellissimo da vedere. Dino, calcio d'angolo spero, corner. Pirlo è pronto a calciare il corner. Andrea. Ci mette una pezza. Dino. E trova bene il compagno. Del Piero. Totti. E ancora fermato Totti. Pippo. Non ci credo, tacco di Inzaghi, miracolo di Schmeichel. Tutto bene, ma ha concluso Cioè pazzesco. Mamma mia, ancora Del Piero. Totti fa il numero, miracolo. E Pippo, incredibile. L'hanno già messa da calcio d'angolo. Sembra che vogliano riprovarci. Italia show comunque. Prova la conclusione aerea. Ancora Del Piero sfiora il gol. Pirlo oggi ha un piedino. Sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Totti lancia Pippo, non ci arriva Pippo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata.
Ferrara. Totti. Filippo Inzaghi colpisce. E Pippo la mette. Super. Pippo Inzaghi. L'Italia ha effettuato un E ancora grande assist di contrpiede, sono Francesco. stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. L'Italia sembra aver preso veramente cioè Filippo Inzaghi, è bene notarlo, ha battuto come si dice la spinta giusta per poter vincere questa Superlega, Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare Ero di non sempre male, complicarsi mettiamo la vita. Olivera, mettiamo È un difficile attacco che accada. parkour. Oggi è davvero in palla. 2-0 dunque. Mettiamo Olivera come seconda punta. Oggi Veneziano non può giocare, rischia di farsi male. Secondi 45 minuti. Olivera. Tocco prudente al portiere. Passaggio sulla destra. Ecco Schöne. Ottima discesa sulla destra. Schöne la mette Roba in mezzo. nostra, roba nostra. Danimarca inesistente qui al Parken. Pippo vede Dino. Totti ancora. No, non è vero, non è vero. Non è vero. Super Pippo. Pippo Totti. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. Oh, adesso sì che lei è un dominio. Filippo Inzaghi, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. Sesta rete di Pippo comunque. Si riparte dal 3-0. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Sesta rete di C'è Pippo. l'opportunità per il Sono contropiede. Rivera. Questo errore potrebbe essergli fatale. Italia sublime in queste due partite. Totti vede Rivera. Rivera è grande Rivera. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Recupera ancora l'Italia. Pippo Inzaghi. L'ingordo Pippo. Gol Dino Baggio. Grande Dino. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato Si fa sfuggire l'occasione. ingolosire, però Pippo è L'errore del stanco. portiere pesa Mettiamo sempre più degli altri. Veneziano, perché mina anche la sicurezza della difesa che è ha davanti. chiesto all'allenatore di giocare perché vuole fare qualche gol in più. Questo è l'ingordigia I giocatori si di salutano Veneziano. e il quarto uomo Speriamo bene. sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Ormai hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un 4-0 giovane come però lui per fargli veramente accumulare inaspettato, e esperienza. la Danimarca è stata prima anche Ormai per sembra una diverse partita giornate. d'allenamento. Beh, Sarà il l'inerzia crollo della danese. partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol. Entra basso visto come per stanno Simonsen, giocando. veramente inguardabile, uno dei giocatori più forti della Danimarca, se non il più Prenderà forte. dopo le modifiche alla formazione Veneziano. già annunciate peraltro qualche giorno. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Delaney, autore di un assist nell'ultima partita. La gioca sull'altra fascia. Schöne. Attenzione, Danimarca prova a svegliarsi un po', Vass. Calcio d'angolo. I tifosi danesi comunque applaudono, sta facendo un campionato mostruoso la Danimarca. C'è il colpo di testa. La palla termina sul fondo, sulla destra. Non vediamo Thomasson ed Ebbe Sound, ragazzi. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente non vogliono Paolone. concedere la possibilità dell'uno Totti. contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Bravo Kume. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Rivera la dà a Cecco. Pallone profondo. Cecco la dà in mezzo per il Kume. E Schmeichel comunque. Schmeichel figlio sta facendo le prodezze del padre. Delaney. Arriva Christian Eriksen. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Schöne. Palla al centro.
Ferrara. Errore qui, pallone sprecato. Albertini. Verso il compagno. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Intanto Veneziano, ma fatalità, non so più grandi occasioni a parte una che però ha parato Schmeichel. Passaggio filtrante. Gattuso per Totti. Sontuoso Totti oggi, Un'altra partita e con questa sarebbero 4 di fila, impressionante. Sì. Delaney. Si libera la grande. Laudrup. Eriksen, niente il golletto, però lo prendiamo sempre. Una giocata perfetta. Grande Eriksen. Ha fatto il cucchiaio, ha trovato un gran gol. Che sensibilità di piede. Entra Kasper Dolberg. Un tocco morbido, veramente un gran gol. Christian Eriksen, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Bravo Eriksen. Un gol utile a ridare morale anche se l'Italia è sfilacciata adesso. No, sto fallo. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Il direttore di gara ammonito, non male. cartellino giallo. L'Italia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Ancora Eriksen. Christian Eriksen. Cadiamo sempre dopo aver sul 3-4-0, ci sta per carità, però Tenta la conclusione. cazzo, ancora gol della Danimarca. Autogol di Dino Baggio. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Autogol della Danimarca, comunque che orgoglio, ragazzi. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli. Ciao, Ma fosse più della finita, forma invece. conta la sostanza. Gli avversari ringraziano. Totti. Vuole regalare l'ultima gioia a Veneziano. Non ci credo, ma che miracolo mi ha fatto. No, questo è veramente un miracolo senza senso, zio Ken. E l'arbitro chiude qui la partita. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vinciamo anche al Parque. L'applauso da parte di... La classifica vede l'Italia 39, Francia 38. Attenzione, la Francia è con il fiato sul collo. Ultima giornata Italia-Uruguay per oggi. Mettiamo la bianca per l'Uruguay. Francesco Liotero Recoba, schiaffino, squadrone l'Uruguay. Ora qua abbiamo, sì, qua dobbiamo mettere Rivera, seconda punta. Veneziano lo teniamo. Scirea per Nest. Mancini per Dino. Bobo Vieri stra in forma, ma non mi interessa. Vai, Italia-Uruguay. A Montevideo. No, scusatemi, all'Olimpico. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Zambro. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Incredibile comunque vedere l'Italia prima, sono contentissimo, solo che mancano ancora 18 partite. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Pirlo, peccato. Era ben posizionato e intercettato il pallone. Totti recupera l'ennesimo pallone Rivera. Totti. Come decide di sfruttare. Va bene a Zambrotta. Gatto. Zambro. Passaggio intercettato. Pirlo recupera l'ennesimo pallone dell'Italia. Come giochiamo? Siamo in una forma strepitosa adesso, Gattuso. Pirlo. Qua Pirlo un po' lento. L'Italia è in un buon momento dal punto di vista offensivo. Ha sempre segnato nelle ultime 5 partite. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo.
Alza la palla in profondità verso Otero. l'assistente dell'arbitro segnala giustamente Fuori la gioco di posizione Marcelo Otero. Zambrotta. Totti. L'Uruguay è comunque squadra fastidiosissima, Lancia il pallone in avanti. Pirlo. Adesso l'Italia ha convinzioni Prova a diverse cambiare la rispetto situazione con all'andata. una giocata in avanti. Veneziano vede Scatta Gatto. verso il pallone. Gattuso per Zambrotta, la mette in mezzo. Veneziano! È mancata un po' di precisione. Ci hanno Veneziano provato di sul testa serio, per poco. portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Baresi stacca perfettamente Mancini. Totti. Rivera. Prova a fare tutto da solo. Rivera Totti. La Come non ci allontana arriva. con forza. Soltanto rimessa laterale qui. Gattuso. Totti sbaglia qua Gioca una palla Totti. lunga. Azione Ma famosa, nessun boh. dubbio. Finisce sul referto dell'arbitro con una Ammonito Zambrottino. No, Scilea, scusate. Rico. È un Mamma mia, calcio. Alvaro Recoba. Ottima la parata del portiere. Mamma mia, Una quale parata Recoba. eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Roba nostra. Schiaffino. Vesino. E non va troppo per il sottile. Roba. Altro calcio Purtroppo d'angolo, ancora ma l'Uruguay ha deve giocato sfruttare bene l'Uruguay, Difficoltà contro la squadra uruguayana. Bravo Paolo. Ottimo intervento. Non ci credo, l'ha fermato Rivera. Mamma mia che Uruguay. Cáceres. Vesino sul pallone. Correira. Bravo Totti che se ne va. Totti se ne va e vede Gianni. Qui può partire il contropiede. Gianni per Totti. Totti. Totti per Veneziano, questo deve essere gol ed è gol. Cume non sbaglia due volte. Boom boom. 1-0 Italia, sentenza italiana. Sentenza italiana. Conclusione da urlo. Vede la palla. Totti ormai inamovibile come seconda punta, come trequartista diciamo dietro le davvero da punte. brividi. Si ricomincia dall'1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Pirlo. Pirlo non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Totti, recupera palla. Francesco! Totti! Troppo forte Totti, ragazzi, veramente. Taglio del genere a questi livelli viene sempre Totti Magno, Hanno signori. costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Totti Un Magno. gol cercato con la tenacia. Totti, In questo- è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta. Quinto gol anche di Totti, ragazzi. Totti si candida al miglior giocatore del torneo. Attenzione però Francescoli. Francescoli. Un comodo vantaggio di 2 reti. Mamma mia. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri Italia gol. magistrale oggi, mamma mia. Bravo Cume che vede Rivera. E trova bene il compagno. Non ci credo. Per poco era anche il terzo. Tocco morbido. Francescoli ancora, Francescoli e la Che riapre. gol spettacolare! Che Francescoli la meraviglia! riapre. Che gol fantastico! E hanno Bravo di trovato il gol in Francesco. pieno recupero. Non stare attenti adesso, non è finita. Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti. Non è finita, Siamo raga. nel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Totti è Sono molto stati stanco 45 però. minuti di sostanziale equilibrio dal punto Dobbiamo di dargli vista un po' di tattico, riposo. nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri 2 o 3 colpi di scena. 2-1. Mettiamo grande Bovaldo. primo tempo, 3 gol, tante emozioni.
e sicuramente la ripresa non deluderà. E si ricomincia a giocare. Mattias Vecino. Ancora lunga, raga. Mostrano un buon controllo del gioco. Vediamo se può capitalizzare. Molto bene, Gatto. Vecino. Bravissimo Paolo. La mette in avanti. Vieri, bravissimo Bobo. Bobo. Bobo! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi quando la palla arriva Non così riusciamo più a fare i clean difficile sheet, non però, andare in ragazzi. porta. C'è la palla lunga in avanti. Esempio perfetto di Pirlo, marcatura, gli hanno impedito di Gattuso. andarsene via palla al piede. Non possiamo perdere i 3 punti, eh. Hanno fatto un tiro a loro. Andrea, sbaglia ancora Andrea. Correira. È davvero una bella serie di passaggi questa. Baresi. Bravo E conquista la Francuccio. palla. L'Italia si la cava anche con un pizzico di fortuna. Ma stai zitto. Grandissimo. No, Pirlo dorme, Movimento in non ci tecnica, credo. Nonostante la situazione di difficoltà. No, no. Ha solo il portiere davanti a sé. Ecco che fa il tiro. Mamma mia, grazie. Poteva Grazie certamente Francescoli. fare meglio su una palla molto intelligente. Vedi cosa vuol dire avere visione di gioco? Smarcamento con i tempi perfetti del compagno e palla che arriva con il contagiri. Rivera. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. L'estremo difensore la calcia lunga. Buono. Gattuso. Rivera. Qui cerca la Bello Rivera, bel tiro. Parazza del portiere però. Di Muslera. No, Il Campana. portiere la calcia lontano. Rivera. Ecco Luis Suarez. Dobbiamo abbassarci un po' perché stiamo rischiando per il cazzo. Riceve la palla. Vecino. Occasione. E No, passa. vicino, no, vicino. Occhio al cross basso. Oh, l'Uruguay lo Questo è un soffriamo passaggio sempre, oh. quanto meno discutibile. Bravo Rivera. Poi la perde anche lui. Pressa molto l'Uruguay adesso, eh. Roba nostra, bravo Hanno Buffon. commesso una leggerezza e corso un rischio inutile. Come molto bene di petto. Gianni. Viene proprio una cosa non proprio La nelle sue difesa adesso corde. sta lavorando un po' meglio. Correira. Palla giocata in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Veneziano. Fallo sul Cume. E qui forse meritava un giallo, richiamo per adesso è solamente verbale. Si prova a Pirlo con la maledetta. Madonna, bella Vicinissimi questa. al gol. È stata una questione di centimetri. Questa era bella, eh? Comunque Pirlo, tutte le palle passano da Pirlo, eh. Vecino sul pallone. Qui marcatura asfissiante. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori Vai, per Bobo. accompagnare la manovra. Bobo, testa in giù. Ma dal E trova il Cume. compagno. Non siamo lenti per partire da così lontano. Luis Suarez. Pochi minuti. Bravo addirittura Andrea, secondi ancora per che sarà Rivera. finita. Riceve il passaggio. Difesa molto Mancano distratta pochi in questa minuti. occasione. Non possono permettersi di perdere la Prendiamolo concentrazione adesso, così. grazie. Non adesso. Si libera la grande, la prende piena. Grande Buffon. Conclusione davvero molto angolata. Perdiamo subito. Cáceres. Ottima vittoria, ottima vittoria. Triplice fischio dell'arbitro.
Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione Grande di Italia. punti. Eccoci qua, Luca. Allora... Germania perde, solo la Francia tiene, ora siamo 42-41, comincia la prima fuga tra Italia e Francia, signori, E abbiamo l'Inghilterra. Andiamo a vedere però. Classifica gol, Veneziano primo con 11, secondo Roy Mackay con 10, Ibra 9, Sonk 9, e via tutti gli altri. Sheva non ha più segnato comunque. Sheva è fermo a 5, male, il Totti 5, diciamo dell'Italia. Comunque Veneziano è il marcatore principe. Poi abbiamo Totti sta stravincendo con 11 le assist man, non è ancora detta, però sta surclassando gli altri. Molto bene. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, stiamo andando alla grande, la Superlega non è impossibile. Ciao!